Terza corsa è il premio Softail F, confronto per anziani di categoria G in Sulky Gentleman che non abbiano conseguito 40 vittorie nella carriera. Autostart che inizia a muoversi. Il favorito è il numero 4 di Attila, Ciro Perfetto in Sulky. Autostart in movimento, 1 Ernaldo Benal, 2 Zefanina, 3 Cartier, 4 Attila, 5 Eleftheria, 6 Barolo Griff, 7 Epica Daghi, 8 Endoma al Mar, 9 Aleandro Lor, 10 Blue Dancer, 11 Dagranit Dipa. Autostart che ha raccolto i concorrenti lungo la curva di sinistra, accelera, prende velocità per il lancio. Parte piano dal 6 Barolo Griff, gli altri lottano con veloce Cartier che prende la testa su Zefanina, a largo Attila. Parte molto forte dalla seconda fila Aleandro Lor. Sfila a condurre Attila dopo meno di 200 metri. È il leader, completamente il lancio in 14 spaccato. Attila al comando, in seconda posizione Cartier, all'esterno è rimasto Aleandro Lor, terza in corda è Zefanina, avanti ad Ernaldo Benal, mentre all'esterno c'è ancora Barolo Griff, 400 in 29,1 da parte del leader. Mantiene cadenza molto selettiva il battistrada che non si fa avvicinare. A largo sempre Aleandro Lor dopo 600 metri in 44,5. In corda rimane Cartier con in scia Zefanina, poi Barolo Griff, quindi Ernaldo Benal, ancora Epica Daghi, quindi Dagranit Dipa e Blue Dancer. Completamento dei primi 800 metri in 58,9 per il battistrada che prosegue sul piede dell'1,13,5 quando siamo verso il completamento del primo chilometro di gara, che il leader passa in 1,13,8. Attila in vantaggio, privato dei tappi estraibili. In seconda posizione rimane Cartier, allo scoperto Aleandro Lor inizia a calare dopo percorso impossibile, poi ancora Zefanina, quindi Ernaldo Benal, la retta di là in 15,2, 1,29 i 3/4 di miglio, con Attila che si mantiene in chiarissima evidenza nei confronti di Cartier e poi Zefanina, gli altri che non possono più intervenire, Attila che ha fatto il vuoto all'ingresso della dirittura d'arrivo, Aleandro Lor è in squalificato. vantaggio nettissimo nel finale. Attila viene a concludere in gran semplicità, vince di quanto vuole. Ciro Perfetto in Sulky per il training di Marco e Lorenzo Bortolotti. Per i colori di Aldo Mignano il successo del numero 4 di Attila, al secondo finisce ancora Cartier, mentre c'è foto per il terzo posto con all'interno il numero 1 di Ernaldo Benal che potrebbe aver preso la terza moneta nei confronti di Zefanina. Tutto questo a grandissima distanza da Attila, Ciro Perfetto che esulta, successo nettissimo del numero 4 dello schieramento, al secondo Cartier, al terzo sì, dovrebbe essere Ernaldo Benal, successo di Attila, Ciro Perfetto.